Sono Don Raffaele e dove sono? Sono a Macapá, che è la capitale dello stato dell'Amapá, situato nel nord del territorio brasiliano, tagliato dall'equatore. La linea dell'equatore è a chilometro da me qui in linea d'aria. Sono qui nel mio ufficio parrocchiale. Lo stato dell'Amapá ha una superficie di 142.800 km², è un terzo dell'Italia, con una popolazione di soli 800.000 abitanti. Di 800.000, 500.000 abitano qui in città, 100.000 nella città vicina, a 20 km, Sant'Anna, e i rimanenti 200.000 potete immaginare nella vastità di tutto il territorio. E si capisce quindi perché lo stato dell'Amapá mantenga un'ottima biodiversità e sia lo stato amazzonico con la copertura forestale meglio conservata del Brasile. Ci sono 17 unità di conservazione che cercano di mantenere intatto questo rifugio di bellezze naturali. La sua caratteristica principale è chiaro, quindi apparentemente è il rispetto della natura e delle popolazioni tradizionali, noi li chiamiamo i popoli indigeni, che vivono per lo più a nord nello stato, nord dello stato, al confine con la Guayana francese. Però una delle principali sfide che lo stato dell'Amapá deve affrontare è quello di mettere insieme, di combinare la conservazione della foresta, della natura, con la crescita economica. È necessario creare quindi le condizioni per utilizzare questo tesoro forestale che diventi anche motore di sviluppo economico e impegno sociale, generando reddito, fornendo un futuro un po' più promettente alla popolazione, certamente con responsabilità ambientale. Il potenziale è grande teoricamente, altrimenti cosa succede? Che il fenomeno della urbanizzazione continuerà e la non presenza all'interno del territorio delle persone che cosa può generare? Quello che qui si chiama agronegozio, che deve fare affari con l'agricoltura fondamentalmente, piantagioni estensive di soia, di eucalipto, poco o niente di controllo nei confronti delle grandi imprese che sfruttano minerali preziosi, cominciando dall'oro. E questa è la vera sfida per il futuro. È chiaro quindi che dobbiamo non solo rispettare, ma, come si dice qui, cuidar. Cuidar significa celare, aiutare a crescere, a sviluppare le potenzialità esistenti. Ma concretamente com'è la situazione? Alle parole belle dei nostri politici, governanti, corrispondono i fatti? Vi do alcuni numeri. Da gennaio a luglio di quest'anno, in piena pandemia, sono state ritirate 341 tonnellate di sporcizia, plastica, pneumatici, bottiglie, mobili, frigoriferi rotti, dal Rio delle Amazzoni. Noi qui siamo da dove sono io adesso, ci sono 500 metri per arrivare alla sponda del Rio delle Amazzoni. E questo nonostante la pandemia. In città non esiste ancora la raccolta differenziata dei rifiuti. Tutto è messo nello stesso sacco dello sporco, come si dice. Non esiste quindi il riciclaggio. 90% della popolazione che vive qui non è servito da rete fognaria. Chi può permetterselo ha una fossa biologica e il resto tutto a perdere nel fiume. 50.000 e più persone abitano in aree allagate su palafitte. Potete immaginare non solo la difficoltà, ma l'ambiente come può sopportare un numero così elevato di persone senza rete fognaria, senza acqua potabile. E allora, cosa fare? Ciò che ha dato forza ai nostri sogni di chiesa locale è stato, nella querida Amazonia di Papa Francisco, il sogno ecologico, cioè unire la cura per l'ambiente con la cura delle persone. Ci siamo ritrovati in questo. C'è stretta relazione tra l'essere umano e la natura. Prendersi cura dell'ambiente e prendersi cura dei poveri è inseparabile, ci ha ricordato Papa Francisco.
È evidente che ci sono forti interessi, non solo locali ma internazionali. Vi racconto, il nostro governatore, un mese dopo eletto, ha fatto un misterioso viaggio in Russia, di cui nessun giornale o televisione ha riportato contenuti e motivazioni. Sarà andato a fare che in Russia? La soluzione non è l'internazionalizzazione dell'Amazzonia, ma è uno sviluppo sostenibile, continua come il Papa ci chiede, che richiede che i residenti siano sempre informati sui progetti che li riguardano. Ma questo non avviene. Ascoltare i popoli originari per amare l'Amazzonia e non solo usarla. E non è certo questa la sensazione che l'attuale classe governante del Brasile sta dando rispetto all'Amazzonia. Come Chiesa, cosa stiamo facendo? L'aspetto educativo è importante. Abbiamo cercato allora di dare un po' di contenuto alle due grandi feste della città, patrono San Giuseppe, e abbiamo appena terminato la grande festa della Madonna fatta quest'anno in forma ridotta, il Sirio, grande processione che riuniva 130-140 mila persone lo scorso anno. Quest'anno abbiamo fatto solo in macchina, per lanciare messaggi che vadano in questa direzione. Per la festa di San Giuseppe abbiamo scelto questa tematica: San Giuseppe, custodisci i figli dell'Amazzonia come custodisti Gesù e Maria. E per la festa della Madonna, appena celebrata, Maria di Nazareth, madre della vita, madre di tutte le creature, con evidente riferimento al creato in tutte le sue realtà e dimensioni. Purtroppo sono ancora poche le proposte e i progetti che sappiano dare delle risposte convincenti alle sfide che ho accennato. Il nostro Stato, giovane, non ha una tradizione di impegno da parte della società civile, non ha associazioni, ONG, se non piccoli inizi di cooperativismo che si prende cura dell'ambiente, dell'agricoltura familiare e di proposte di agricoltura biologica. Termino con due parole per il vescovo Pedro Casaldáliga, che ci ha lasciato recentemente. La sua voce profetica è stata ascoltata più in Europa che in Brasile. Certamente è stato un punto di riferimento per chi crede in un mondo più giusto, più fraterno, più pulito da tutti i punti di vista. Non ho avuto l'impressione che, almeno qui da noi nella nostra realtà, la sua voce risuonasse molto forte, ma voglio ricordarlo. Mi sono permesso una traduzione, come ho saputo, di questo poemetto scritto per lui da un contadino, ma qualcuno che sa anche scrivere. E con questo vi saluto a nome anche del vescovo Pedro José Conti, e dei nostri confratelli Don Giovanni, Don Lino, Don Paolo, che vivono qui nella diocesi di Macapá. Pedro, vita a servizio della vita. Pedro Araguaia, Pedro Resistenza, profeta della patria grande, poeta delle grandi cause della vita. Pedro, seminatore di pace inquieta presso il popolo, accento di tenerezza e di giustizia, difensore dei poveri, dei campesinos, dei negri, delle donne umiliate e senza giustizia, degli indigeni esclusi ed emarginati, maestro fratello per tanti, comandante e compagno di tenaci utopie, operaio della vita a favore di ogni vita, quell'abbraccio contadino nella gratitudine che non finisce. Grazie per la tua vita coraggiosamente degna e bella. Maestro, fratello vescovo di Sandali Pellegrini, cuore comunitario al servizio della vita. Viva Pedro, il poeta e profeta dell'Araguaia. Un abbraccio a todos e arrivederci presto, se Deus quiser.